Faccio un appello agli agrigentini per votare il partito Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni e di Andrea Cirino, sindaco di Agrigento. Siamo l'unico partito che ci presentiamo con il nostro simbolo, a differenza degli altri che si presentano e si nascondono dietro il civismo. Siamo gli unici che siamo in contrapposizione alla sinistra, l'unico partito di centrodestra che si presenta con la propria faccia. Ho predisposto un programma concreto, un programma fattibile, un programma per gli agrigentini, per portare alla normalità Agrigento. I primi 30 giorni della mia sindacatura sarà predisposto il bilancio di previsione. Inseriremo 5 milioni di euro per i lavori socialmente utili, per fare lavorare gli agrigentini. Faremo pulire la città di Agrigento, faremo il verde pubblico, faremo le strisce pedonali, faremo dipingere le inferriate, faremo tutto quello che serve per portare alla civiltà questa nostra Agrigento, aiutando anche gli agrigentini. Io ho detto che farò una battaglia per la riduzione delle tasse, le bollette sui rifiuti, le bollette idriche, riporteremo al Comune di Agrigento la gestione dei rifiuti e la gestione dell'idrico, riqualificheremo i nostri quartieri, il centro storico dove venderemo i nostri immobili diruti a un prezzo irrisorio, già con la concessione edilizia per ristrutturare il centro storico e per mettere in moto l'economia agrigentina. Riqualificheremo i quartieri di Monserrato, Villa Seta, Fontanelle, Villaggio Peruzzo, San Leone, dove illumineremo le vie che sono al buio e riqualificheremo tutte le strade. Cioè noi faremo delle cose serie e delle cose concrete, la fiscalità di vantaggio per tutti i commercianti e gli artigiani che in questo momento si trovano in una difficoltà economica. Noi non faremo pagare le tasse locali ai commercianti e a tutti gli artigiani. Noi daremo in comodato d'uso gratuito gli immobili a tutte le associazioni, a tutte le cooperative, a tutti i giovani che vorranno aprire delle attività in centro storico, ma non solo nel centro storico. Noi faremo delle cose concrete. Io vi chiedo di votare Andrea Cirino sindaco e di votare Fratelli d'Italia per riportare veramente alla normalità questa città. Un impegno che io prendo dinanzi alla città è quella di riportare la gestione dei rifiuti e la gestione dell'idrico al Comune di Agrigento, l'unico che può combattere contro i poteri forti dei rifiuti e dell'idrico si chiama Andrea Cirino. Per questo vi chiedo il voto, mettete un per dove c'è scritto Andrea Cirino e mettete un per Fratelli d'Italia votando i nostri candidati.